Che sera, restare tutto il tempo con te, di notte l'amore, è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci incollare, fare il signore o il mendicante, non scordarsi mai però di essere anche amante stasera. Che sera, restare tutto il tempo con te, di notte l'amore è sempre una sorpresa per me. Stringere il sole nelle mie mani, togliergli i raggi come ad un albero i rami, per circondare il tuo viso in calore, come fa un petalo intorno al suo fiore. Na 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 na, shalabala na na, in the lights of the white, there's a light stasera. Che sera, di notte l'amore, fare il conteggio dei giorni passati, sapere adesso che non sono sciupati, perché tu sei sempre viva e presente. Ora come allora tu sei mia nella mia mente. Na 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 na, shalabala na na, and the lights and the white, stasera. Che sera, restare tutto il tempo con te, di notte l'amore è sempre una sorpresa per me.
restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore. Chaque season. I Mattia Bazar, che sono amici di vecchia data, rifarò la mia perché ci venite a trovare spesso. Dunque, 13 anni di successi, perché questa è la vostra carriera, e di cui questa canzone che avete cantato da poco è la prima canzone, quella che proprio vi ha fatto conoscere al grande pubblico, che però questa sera avete presentato in una versione un po' riarrangiata, certo, vero? Ecco. Con il sax. Domanda, adesso non so, dividetevi le risposte. Come si sono evoluti i Mattia Bazar in questi 13 anni mantenendo intatto il favore del pubblico? Ma penso che uno dei motivi possa essere quello di avere comunque, nonostante i vari cambiamenti che ci sono stati, aver mantenuto una certa originalità e una certa piacevolezza, mi auguro. Ho capito. Adesso una domanda alla quale Antonella non può rispondere. Quindi Antonella zitta, rispondono gli altri. Nel vostro successo, in percentuale, quanto contano i testi, quanto sono contate le musiche e quanto la voce particolarissima di Antonella? Beh, la voce di Antonella sicuramente il 70%, il rimanente 30% diviso tra testi e bene. Io vorrei farvi tantissime altre domande, proprio perché io sono una vostra ammiratrice, vorrei togliermi molte curiosità, ma il tempo stringe, quindi vi saluto. Grazie. E spero di incontrarvi ancora. Pubblicità, ci rivediamo fra un pochino.